Ma certo, ci siamo. Grazie a Giulio Cainarca che vi ha tenuto compagnia con la sua auto da fè, chi se l'è persa. Signori, tra poco trovate tutto sul podcast. È importante anche questa cosa qui del podcast, perché molti giustamente seguono magari per 10 minuti, per mezz'ora, poi hanno altro da fare. Ricordate che sul sito radiolibertà.net ci sono tutte le principali trasmissioni che potete riascoltare proprio cliccando podcast. Le potete riascoltare o anche ancora meglio scaricarle sul vostro computer, sul vostro tablet, sul telefonino e riascoltarle quando e come volete e anche condividerle a parenti o amici, perché sapete quello che si dice su Radio Libertà, non dico che sia la verità, però diciamo che è un po' diversa quello che noi diciamo, la nostra verità rispetto a quella delle altre testate. Poi magari la vera verità sta nel mezzo, non lo so, però vi stilliamo il dubbio. Sito internet radiolibertà.net, cliccate podcast, poi se magari siete già lì cliccate sostienici, abbonati e date anche una mano economica a Radio Libertà. Con il buongiorno rinnovato, buongiorno anche a Simone, ragazzi. Grande successo quest'oggi. Per cosa? No, per Simone, gli facciamo i complimenti perché chi ci aiuta dal punto di vista tecnico è sacro, ma voi ascoltatori, guarda un po', che strizza l'occhio, lo siete di più, certamente. Perché? Perché ci state dando una mano e ringrazio tutti coloro che ci stanno sostenendo alla stragrande, dando una mano economica, avete capito bene, anche attraverso il conto corrente postale 37671294. Stanno arrivando centinaia di piccoli bonifici da 5 euro. Stiamo facendo impazzire il nostro amministratore. Bene. Dite che è colpa mia, dite che lo faccio per Sammy Varin, va bene? Mi raccomando, andate in posta, fate la fila col marocchino e poi prendete in mano il modulo, quello bianco, ci scrivete conto corrente postale 37671294, 37671294, intestato a Radio Libertà. Ci scrivete la cifra 5 euro, non voglio di più, mi bastano. Molti ci stanno mettendo uno zero in più e siete fantastici. Grazie davvero, io scherzo, ma se ve lo dico c'è un motivo, chi mi conosce, chi ci conosce ancora dai tempi di Radio Padania Libera lo sa. Fammi vedere le agenzie. Ribuongiorno, sono Sammy Varin, qualcuno magari non l'aveva ben capito. La Repubblica sta aprendo con la diretta di Giorgia Meloni, sì, la conferenza stampa di fine anno. Vedi come passa il tempo, ragazzi, cioè sono passati 8 giorni, è già finito questo 2025. È incredibile come passi. Quanti anni abbiamo? Ne abbiamo uno in più di già. Porco schifo, ragazzi. Fammi vedere qualcosa d'altro, perché magari, insomma, giustamente nella vita succede altro. Poi sta parlando e la lasciamo parlare. Niente, anche il Corriere. Al via la conferenza stampa di inizio anno. Bravi. Quelli capisci la differenza? La differenza tra Corriere e Repubblica? Repubblica scrive la conferenza stampa di fine anno e ci fa cadere dal pero dicendo cos'è successo. Il Corriere dice di inizio anno. Chi sbaglia? Santa polenta. Sì, va bene. I WhatsApp, sì, mi lo state scrivendo, ma chi è che rompe le scacchi? Continua. Deve essere lo stesso che la mattina, quando non leggo i giornali, mi scrive leggi i giornali. È lo stesso adesso che mi dice leggi i WhatsApp, perché giustamente, ma avete ragione, mi avete scritto centinaia di WhatsApp dalle 7:30 del mattino. C'è stato Sammy Varine, giustamente. Ora ho un debito con voi. Eccolo il debito. Buongiorno Sammy. In questa bella giornata uggiosa
vorrei dedicare a tutti gli amici di sinistra una canzone molto nota negli anni 90 del secolo scorso del cantautore Marco Masini. Cesare, non diremo il titolo perché noi siamo gentili, siamo buonini buonini, come Lupo dei Lupi. A proposito, non si parla più del candidato sindaco a Milano, ne sapete qualcosa? Ma veramente non si parla più neanche dell'attuale sindaco di Milano. Che fine ha fatto Sala? Una è arrivata, una Sala, ma che il dove andà? Dove si trova il sindaco di Milano? Beh, buongiorno Sammy, quindi per la risorsa influencer o gli si dà lavoro e casa, oppure rubare e violenza sono giustificate? Quindi sdoganiamo adesso anche il ricatto? Un fine ragionamento degno di chi viene da quelle latitudini. Zitti, zitti, che qui abbiamo sdoganato il termine maranza e io mi vergogno come un ladro di questa cosa, ma lo stanno dicendo in tutti i telegiornali. Maranza, ma se non sei un po' anche tu Maranza, sei fuori posto, sei fuori moda, sei fuori tempo. Se non dai dei consigli ai carabinieri dicendo ma dai la prossima volta segnatevi il numero di targa, non inseguite il T-Max che va troppo veloce per voi. Mi viene da vomitare. C'è qui Parlamento? Per fortuna. Qui Parlamento. E fatemelo salutare, ringraziare, augurargli buon anno con noi il senatore della Lega, Giorgio Bergesio. Ciao! Ciao carissimi, un caro saluto e un augurio anche a tutti gli ascoltatori. Dai, gentilissimo, auguri anche a te, a famiglia e per fortuna ci porti Grazie. via perché Giorgio, non ne posso più di sti Maranza, ragazzi, cioè li stanno veramente sdoganando in tutti i telegiornali e giornali. Adesso dobbiamo ascoltare anche i loro consigli perché sai, lo diceva una certa Boldrini tanti anni fa, sono quegli stili di vita che ormai dobbiamo imparare da loro. Portami via, Bergesio, portami a cambiare argomento, fammi parlare di qualcosa che serva veramente a questa Italia. Io ho appena parlato adesso in aula un'interrogazione sul Mercosur, una cosa interessante perché il nuovo accordo che l'Unione Europea deve stipulare con i paesi, diciamo, dell'America Latina, Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile, dove ho ancora avuto la volta la conferma che il governo probabilmente si metterà sulle posizioni di Francia, Germania, Polonia, sull'aspetto di dire di aspettare a firmare un accordo o a dare via libera a un accordo che mette in difficoltà i nostri agricoltori. Senti, ma è vero che potrebbero entrare delle schifezze immonde da questi paesi, con tutto rispetto, e chiaramente sono anche paesi che stanno crescendo, stanno migliorando, li dobbiamo aiutare, eccetera. Ma infatti, il tema vero è che l'Unione Europea dice, poi pensate, la salute non è negoziabile e su questo punto siamo tutti d'accordo, no? Ma il tema è che qui non c'è la reciprocità ambientale, cioè lì non hanno limiti di emissioni come l'Unione Europea e come in Italia. Non c'è quella lavorativa, perché la reciprocità lavorativa vuol dire che tu non puoi né sfruttare il lavoro minorile, né sfruttare il lavoro in nero, né sfruttare il lavoro con delle paghe molto basse. E qui questo principio è superato da tutti i decreti che abbiamo fatto in questi anni, né le pratiche sleali produttive, perché questi qui possono usare, voi pensate, il glufosinato che è un erbicida vietato nell'Unione Europea, i fungicidi vietati nell'Unione Europea, gli insetticidi vietati nell'Unione Europea e la tracciabilità delle carni non è obbligatoria. E poi voi pensate che nell'Unione Europea c'è un regolamento in atto che a breve entrerà in vigore, nel quale praticamente vieterà l'immissione sul mercato europeo di carne bovina che proviene da aree deforestate, cioè gli importatori di carne bovina dovranno dimostrare che la carne che è stata allevata non proviene da aree deforestate, ma noi stiamo parlando di zone dove c'è stata la deforestazione. Come si farà a individuare a livello di, diciamo, di azione concreta e vera che questo tema sia reale? Allora, noi che cosa chiediamo? Chiediamo semplicemente, e poi sai, si parla di compensazione, no? Perché poi alla fine dicono, no, però gli agricoltori europei avranno una compensazione. Ma quale compensazione? Noi in questo accordo diamo 1,8 miliardi ai paesi del Sud America, no? E di compensazione all'agricoltore, noi in Italia abbiamo 37 miliardi di PAC all'anno. La PAC a livello, diciamo, globale dell'Unione Europea, a livello totale dell'Unione Europea vale 386 miliardi fino al 2027.
Io mi chiedo, qua c'è bisogno di alzare la PAC di 100 miliardi per andare contro questi problemi, perché anche l'impatto dei quantitativi di carne che arriveranno in Europa, pollo, bovino e tutto il resto, sono i quantitativi importanti che messi sul mercato con quelle condizioni produttive dei prezzi più bassi mettono in difficoltà le nostre produzioni. In più nell'accordo c'è scritto sì, ma ci sono i controlli. Ma quali controlli? Perché a Rotterdam, dove arrivano queste merci, è un problema enorme. Perché Rotterdam è uno di quei paesi che ormai il 90% dei prodotti che arrivano, soprattutto dal Sud America, anche se la logistica non lo giustifica, perché vanno a Rotterdam? Perché a Rotterdam ci sono controlli documentari e non fisici. Ci sono controlli fisici sull'1% dei prodotti che entrano. Allora noi diciamo, siamo l'Unione Europea, ma se tu vuoi tutelare i tuoi produttori, i tuoi agricoltori, le persone che trasformano l'Unione Europea, non possiamo permetterci di venderci a dei paesi che hanno tutt'altre culture e di produzione diverse da noi. E infatti ero quest'anno ho affrontato un argomento come questo e ti ringrazio. La risposta. E ti ringrazio, no, perché ci stai portando avanti, chiaramente non abbiamo ancora assistito, tra poco verrà messa in rete questa chiacchierata che hai fatto, ma sono robe che, cioè il nostro futuro, il futuro dei nostri bambini, di cosa metteremo in tavola per spendere qualche euro in meno, pollame, carne, ma non soltanto, ragazzi, potrebbero contenere robe vietatissime in Europa. E l'Europa sì, i controlli li fa sull'1% di quello che arriva. Stiamo scherzando, Bergesio, quindi c'è seria possibilità, insomma, che questo rischio lo saltiamo e quindi aspettiamo ancora un po'. Non è che abbiamo aspettato poco, mi sembra che sia da 20 anni che sto accordo Mercosur è lì che aspetta. Ma l'accordo Mercosur già nel 2019, quando c'era allora il nostro ministro Gianmarco Centinaio, noi ci eravamo opposti a questa tipologia di accordo che si doveva firmare. Ora la von der Leyen è andata nei paesi dell'America Latina, Uruguay, Paraguay, Argentina, è mandata in Argentina e ha dato l'ok a dicembre a questo accordo. Però questo accordo deve essere ratificato dal Parlamento europeo. Allora è lì che noi dovremmo incidere, perché diventa determinante il fatto di dire quello che noi vogliamo. Ma la compensazione tout court, nel senso di dire diamo della compensazione, non è possibile. Serve un aumento subito e certo dei fondi PAC agli agricoltori diretti, perché alla fine la PAC, la politica agricola comune, finanzia i veri agricoltori. Quelli che non sono agricoltori non li finanzia. Da noi sono quelli dell'articolo 2135 del codice civile, l'imprenditore agricolo a titolo principale. Allora, se noi diamo queste garanzie, abbiamo la possibilità di poter almeno tutelare le nostre produzioni. Noi non dimentichiamoci mai, oggi avrò un'interrogazione, un question time con il ministro Schillaci, perché intervengo dal punto di vista della salute sulla peste suina africana, che è un'altra piaga nel settore suinicolo, non avendo mai combattuto quello che è stato la proliferazione di cinghiali nel nostro paese, ci siamo ritrovati che i cinghiali hanno danneggiato pesantemente, oltre all'agricoltura in campo, anche gli allevamenti suini, no? E allora anche su questi temi, dove l'Europa è molto ferrea sul tema della caccia, ma come facciamo noi a fare un lavoro corretto, preciso e puntuale per gli agricoltori, per riuscire a selezionare, per riuscire a ridurre un abbattimento selettivo dei capi? Dobbiamo farlo. Infatti le modifiche sono state fatte in legge di bilancio sui calendari venatori, sui ricorsi ai calendari venatori. Alcuni aspetti sono molto importanti, perché non è che ci aiutano a fare in modo che tutti prendano fucile e vadano a caccia. Bisogna difendere le nostre produzioni, se no li difendiamo noi, chi li difende? Ma chiaro, senatore Bergesio. Ci sono temi che si incrociano, no? Certo. Perché guarda, noi a volte siamo molto proiettati, io lo dico e lo voglio dire anche agli ascoltatori, noi quando parliamo di agricoltura siamo molto proiettati sul cibo, che può essere sia la bevanda, che ieri infatti ho avuto un confronto per quanto riguarda la sugar tax, un altro tema che dovrebbe entrare in vigore al 1 luglio, nel quale la Lega vuole la proroga, perché noi possiamo permetterci di stabilire che dal 1 luglio le nostre aziende, i nostri consumatori debbano pagare una tassa in più. Voi pensate che un litro di bevanda analcolica edulcorante
questa bevanda qui vale sui 50 centesimi e 10 centesimi sarebbe l'aggiunta di tassa. Chi lo paga questo? O il produttore primario o lo paga il consumatore finale, perché chi è in mezzo, compreso la grande distribuzione, non pagano mai nulla, loro fanno solo il passaggio, no? e ricaricano. Allora, per essere chiari e trasparenti, ieri abbiamo fatto un confronto su questo tema, è un altro tema che l'Europa incide, perché siamo contrari noi, e lo dico anche a lei, a voi, anche a te, a voi e agli ascoltatori. Noi non è che siamo pazzi perché vogliamo che la gente diventi obesa e abbia problemi diabetici, non è così, perché l'Italia, come aspettativa di vita, è il quinto paese al mondo, con la dieta mediterranea. Noi lo zucchero non lo vogliamo trattare come un alimento, per noi lo zucchero è un ingrediente. Per quello che noi siamo stati contrari al Nutri-Score, siamo contrari a tutte le forme, perché la dieta è un insieme completo di cibi che garantiscono alla persona di essere nutrita bene. Ma dov'è che noi proviamo, e questo anche il ministro Valditara sta facendo un lavoro eccezionale con le scuole, lo voglio dire, il tema fondamentale è il corretto stile di vita e la corretta nutrizione. Non è criminalizzare un ingrediente di un cibo, perché non è così che funziona. Interessante. Allora bisogna essere molto chiari, perché se no noi non difenderemo mai le nostre produzioni. Noi abbiamo massacrato l'industria che produceva lo zucchero nei nostri paesi. Cioè è completamente, noi importiamo lo zucchero, la maggior parte, diciamo il 70%. Però questo tema qui è anche importante, perché se noi mettiamo in discussione un singolo componente, i produttori di bibite edulcoranti, quelle che hanno il contesto di zucchero, a prescindere dal fatto che il consumo si è già ridotto molto, però questo non è il tema di dire noi tassiamo lo zucchero perché così, perché nei paesi dove è stato fatto non è cambiato nulla a livello di obesità, e soprattutto noi abbiamo la dieta mediterranea con fiore all'occhiello, non solo culturale ma anche economico e produttivo. Capite? Senatore Giorgio Bergesio, Lega, non posso che ringraziarti Grazie. della tua gentilezza, veramente. Buona Scusate, giornata, ma buon lavoro. vi chiedo grazie e buona giornata a voi e agli ascoltatori, grazie di cuore. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, il mio nome è Fabrizio Giannuzzi, sono musicista, compositore, scrittore. Nel 2008 ho pubblicato un libro e ho diversi manoscritti che tengo nel cassetto e che spero di pubblicare in futuro. Come musicista suono le armonica a bocca, che sono la mia specialità, la diatonica per il blues e quella cromatica per il jazz e la musica classica. Dopodiché suono la chitarra e studio la tromba. In tutto questo sono un autodidatta, compongo col pianoforte o mi aiuto nella composizione con il pianoforte. Il pezzo di oggi è un accostamento fra organo e armonica a bocca, un progetto nato 25 anni fa, quando per la prima volta qui a Monaco di Baviera ho ascoltato un trombettista e un organista suonare insieme, e da lì è nato questo grandissimo desiderio che sono riuscito poi a sviluppare con grandi fatiche, perché l'armonica, essendo uno strumento molto particolare, non rientrava poi in quello che è il contesto classico delle chiese, degli organi e via dicendo. Però ci sono riuscito con l'aiuto di un grandissimo organista bavarese dal nome Karl-Heinz Vata, con il quale ho lavorato per 3 anni di seguito. Il pezzo di questa mattina che vi presenterò, questo accostamento organo e armonica, l'ho sviluppato con il tastierista organista Filippo Manini, bergamasco come lo sono io. E spero di potervi presentare altri brani in futuro, di cui il classico chitarra armonica, oppure qualcosa di più particolare, chitarra scusate, non chitarra, vuol dire armonica e clarinetto. Ringrazio ancora Semivarin e dedico il brano di oggi, flamenco ma non troppo, a mia madre che compie gli anni proprio quest'oggi. E grazie a tutti, un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori e al carissimo Semivarin. Grazie Fabrizio Giannuzzi si chiama questo artista, interessantissimo. Stanno arrivando anche WhatsApp di complimento. Lui è italiano ma vive in Germania, ci ha fatto ascoltare Flamenco ma non troppo, da cercare sugli store digitali, non facile da trovare su YouTube, ma avete sentito che roba, un italiano in Baviera che crea connubi musicali inediti, chitarra e armonica, chitarra e clarinettista, chitarra e organista, rarissima, organo e armonica a bocca, robe veramente dell'altro mondo, ma questi sono gli esperimenti musicali che ci piacciono, perché siamo indipendenti, perché ci chiamiamo Radio Libertà. Già, sto per andarmene, c'è ancora non qualche, ma decine di WhatsApp, mamma mia, mi aspetterete fuori. Fedele, ciao Sammy, un grande applauso per il carabiniere alla guida della Gazzella. Ne sentirete delle belle su questo argomento, ragazzi, i nostri amici tamarri, come li chiamavo io un tempo, adesso non si può più dire, se ne dicono di altre, si stanno davvero attrezzando per insegnarci i loro modi di vivere. Mamma mia, è inutile il suo compare di merenda Tajani, la Premier, è inutile che si appuntino la medaglia sul petto per la sala. Senza Trump quella rimaneva là ancora un po' e male non le faceva, perché quando inizierà con il fango, no Ambrogio, assolutamente, no, per me ha funzionato bene la squadra e sono assolutamente ottimista. Aia Roberto da Monza, a quando un partito dei Maranza? Zitto che gli dai l'idea. Ancora WhatsApp, io vedo un centrodestra che si lamenta della situazione italiana, in concreto però non è dura, non fa nulla per contrastare i delinquenti e la sinistra. Usate la forza, fregandosene dei magistrati o dei commenti della sinistra, la gente vuole questo. Domani parleremo della riforma della giustizia con la parlamentare della Lega Matone, perché diventa urgente questa cosa. Direi di sì, che ne pensate? Sammy, a parte che non è ancora stato provato l'investimento dell'auto dei carabinieri, ma che movente poteva avere il carabiniere per fare ciò? E ancora, dopo quello che ha detto Amin, penso che se verrà letto da tanti italiani il razzismo aumenterà. La fiducia te la devi guadagnare con i fatti e non con le parole. E ancora, Mario, se
abitassi in Veneto andrei comunque a votare, sulla scheda scriverei Zaia. Sarà annullata, ma mi sarei tolto una soddisfazione, caro Mario, vedrai. Non ce ne sarà bisogno, ma lo sapremo nelle prossime ore. Qui Sammy Varin che vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto, ringrazia Simone in regia, ma tranquilli, è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere